Buongiorno e benvenuti a 7 in punto. Iniziamo questa prima parte di trasmissione occupandoci di Azienda Zero. Cos'è questa Azienda Zero? Come è stata denominata la riforma sanitaria in discussione in quinta commissione della sanità, una riforma che da una parte prevede l'accorpamento in sole 7 aziende sanitarie in Veneto, più le 2 aziende ospedaliere e lo IOV, per un totale di 10 realtà dalle attuali 21, e poi prevede anche l'istituzione di questa, ormai credo che tutti i veneti ne abbiano sentito parlare, Azienda Zero, una sovraazienda sanitaria che dovrebbe occuparsi soltanto di quelli che sono gli aspetti amministrativi e burocratici per ottimizzare i costi di gestione. Nella prima stesura di questa riforma sanitaria, nota come PDL 23, una stesura che risale al giugno di quest'anno, era stata abolita la figura del direttore dei servizi sociali, che sembrava quasi tout court un colpo di spugna per quello che è il servizio sociale, quasi anche andando a cozzare con quelle che sono le linee del piano sociosanitario approvato dopo 16 anni in regione, che invece prevedeva un accentramento di quella che è l'emergenza sanitaria e poi la cosiddetta medicina del territorio, che diventa quindi un'integrazione sociosanitaria. Quindi sembrava essere ritornati indietro. Poi c'è stato il 27 ottobre la realizzazione, sembra quasi in tutta fretta, di un maxi emendamento che ripristinava la figura del direttore dei servizi sociali e quindi in qualche modo ridava peso e valore al sociale. Insomma, un iter un po' complicato, ma noi vogliamo capire qual è il peso e il ruolo di questo PDL 23 con il maxi emendamento proprio da chi del sociale ne è il protagonista principale, cioè gli assistenti sociali. Qui con me oggi per parlare di Azienda Zero, di questa proposta di riforma sociosanitaria, c'è Stefania Cassol, che è vicepresidente dell'Ordine degli Assistenti Sociali del Veneto. Buongiorno e benvenuta. Perdoni l'introduzione un po' prolissa, ma mi pare di aver sintetizzato qual è la situazione in corso. Innanzitutto, lei ha qui il maxi emendamento che ripristina la figura del direttore dei servizi sociali, che non è solo una persona. Che cosa può significare la reintroduzione di questo ruolo e che cosa invece questa riforma sanitaria nei suoi vari passaggi ancora in fieri, dobbiamo ribadirlo, rischia di apportare al sociale? Grazie intanto per l'invito e buongiorno a tutti. Allora, la figura del direttore dei servizi sociali all'articolo 18 della proposta di legge di fatto non è semplicemente, diciamo così, un ruolo di potere, eccetera, eccetera. Per noi operatori del sociale, come ci ha ben chiamato appunto, è veramente la possibilità di avere qualcuno che presidia i bisogni sociali, perché in questa proposta di legge, che poi se vogliamo approfondiremo in alcuni aspetti, si parla pochissimo di sociale e quindi poiché molti purtroppo non addetti ai lavori, ecco, non conoscono la materia, ma se la conoscessero apprezzerebbero il valore preventivo che il nostro lavoro, assieme a quello di tanti altri professionisti, medici, psicologi, educatori, infermieri, eccetera, eccetera, noi andiamo a lavorare veramente nel territorio, veramente per le persone, veramente per ridurre i costi della sanità. Ecco, questo è quello che purtroppo non si spiega, non si dice, eccetera, eccetera. Noi, come dire, nel nostro ruolo di tutela del cittadino, perché l'ordine, colgo sempre l'occasione per spiegarlo, non va a tutelare gli interessi dei propri iscritti, o meglio si preoccupa di dar loro formazione, di sovrintendere, diciamo così, di controllare l'operato, perché chiunque avesse a che ridire può adire ovviamente tutti gli organi. Perché è una professione certificata, l'iscrizione all'ordine, cioè, al di là poi del concetto che uno può avere. Se, come dire, siamo laureati, solo se siamo iscritti all'albo, punto. Abbiamo le nostre sanzioni disciplinari, le pubblichiamo e quant'altro. Al di là di questo, il nostro non è uno scontro politico, perché non ci interessa. Quello che ci interessa purtroppo
è dire che questa è una riforma subdola, perché si spaccia come una riforma che va ad agire sui costi riducendoli, ma il vero obiettivo, lo sappiamo, non è questo, e rammarica. Subdola anche nella versione aggiustata? Che poi facciamo una premessa, è ovvio che la proposta di legge deve ancora uscire definitivamente dalla quinta commissione e poi deve passare al vaglio in Consiglio regionale. Certo. È vero anche che in Consiglio regionale c'è una maggioranza assoluta e quindi... I numeri ci sono. E i numeri perché questa possa diventare legge, quindi le fasi per eventualmente delle modifiche si giocano tutte in quinta commissione, mi sembra di capire. Direi di sì, domani ci sarà appunto quest'ulteriore seduta della Commissione e come dire, alcuni auspicano che dalla chiusura della seduta appunto si entri poi con la proposta di legge in Consiglio. Io vorrei entrare proprio nel merito delle specifiche del sociale, perché lei giustamente sottolineava, perché nella prima versione del PDL 23 il ruolo del direttore dei servizi sociali veniva abolito e un ruolo che veniva sintetizzato in quello del direttore sanitario. C'è stato un passo indietro con questo maxi emendamento della maggioranza, quindi chi aveva proposto la legge, viene ripristinata questa figura e viene in qualche modo anche rievidenziato il ruolo della conferenza dei sindaci, che almeno nel maxi emendamento conferenza dei sindaci che dovrebbe mantenere la territorialità delle 21 USL precedenti. Ma senza entrare nel discorso puramente giuridico, perché è importante che ci sia il direttore dei servizi sociali nella territorialità attuale? Assolutamente. Perché per voi è un problema avere 7 direttori dei servizi sociali anziché 21? Assolutamente. Ecco, ci può spiegare? Cioè, in una regione che conta oltre 4 milioni e mezzo di abitanti non possiamo, allora, posto che siamo perfettamente in linea sulla necessità di ridurre le attuali ULSS, d'accordo, ma un salto così grosso in così poco tempo, ripeto, senza la possibilità di organizzare realmente poi servizi capillarmente nel territorio, non è possibile. Andremo a creare delle ULSS che avranno un bacino d'utenza medio che si aggira tra gli 800 e i 900 mila abitanti. Il piano sociosanitario ne prevedeva sui 300.000, ok? Allora non possiamo passare dai 300.000, ad eccezione fatta per la ULSS 1 e 2 nel Bellunese, dove ovviamente il bacino d'utenza è diverso, ok? Ma con altre criticità e altre complicazioni. Ovvio, però possiamo ammettere che un ridisegno ci possa stare, ma non sulla base provinciale, voglio dire, non sul mero criterio provinciale amministrativo. Non ha senso, si devono fare delle analisi di flusso dei cittadini e poi benché nella premessa alla proposta di legge si dica e si ribadisca che si vogliano ottenere gli attuali standard di presenza nel territorio dei servizi, noi siamo preoccupatissimi che ciò invece non avvenga, perché c'è un continuo accorpamento di distretti. Ci può spiegare come funziona adesso? Perché in modo che il cittadino, chi ci ascolta, possa capire, perché partiamo sempre da quel piano sociosanitario, no? Dove si è proprio approvato all'unanimità in maniera trasversale che proprio per sostenere i costi delle politiche sanitarie è necessario intensificare la territorialità, i servizi para-sociosanitari, no? Allora, qual è la situazione attuale e se da quel piano sociosanitario, cioè, in teoria il sociale andava intensificato anziché depauperato, come funziona adesso, come dovrebbe funzionare e come potrebbe funzionare secondo queste disposizioni? Allora, il Veneto, lo dico io, lo dicono tutti, ma non per ritornello, ma perché è così, vanta una storia, un'esperienza in ambito di integrazione sociosanitaria decennale, perché a partire dalla riforma 833 del 78 in poi noi abbiamo costruito in questo senso. Chiaramente non abbiamo raggiunto tutti gli obiettivi, perché cosa significa presenza nel territorio dei servizi? Significa consultori familiari, centri di salute mentale, servizi per le dipendenze, servizi di età evolutiva, neuropsicopatologia infantile,
diciamo così, ok? Anziani e malati? Tutti, assolutamente. Convalescenze? Servizi ad elevata integrazione infermieristica che si recano a casa del cittadino, che appunto siamo d'accordo che il ricovero si ha solo nelle acuzie, benissimo, ma il servizio mi deve garantire il fatto che io possa avere un intervento di tipo sanitario a casa qualora la mia patologia lo richieda. Ok, con delle diversificazioni di tariffa va da sé, cioè se chiaramente c'è un reddito alto si dovrà compartecipare in maniera maggiore. Questo però è un dettaglio, la perequazione del ticket, che fatica a entrare in qualsiasi tipo di logica del legislatore, e che effettivamente non è una questione della maggioranza, cioè proprio è di difficile applicazione questa cosa. Purtroppo gli anni '80, come dire, non ci hanno aiutato in questo, no? Tutto per tutti, universalismo totale e poi i buchi che ci siamo ritrovati, no? Allora io credo che se ogni cittadino sapesse che dal proprio bilancio comunale, perché attualmente è così, vengono trasferite alle ULSS le famose quote capitarie, che altro non sono che un tot di euro a cittadino che vanno nelle casse delle ULSS per garantire i cosiddetti servizi ad elevata integrazione sociosanitaria, quelli di cui parlavo prima. I cittadini pagano attraverso le tasse comunali i servizi sociosanitari? Milioni di euro, in parte, non tutto. Ecco perché allora la figura del Presidente della Conferenza dei Sindaci è fondamentale per controllare, non solo ecco per la sollevazione dei sindaci a livello bipartisan. Ma certo, perché loro hanno il dovere di controllare, hanno il dovere di incidere sulle politiche di welfare che aiutano i loro cittadini. Della salute pubblica. Assolutamente, da normativa voglio dire, ecco, non perché ce lo inventiamo io e lei. Allora dico, lasciamoglielo questo ruolo, lasciamogli in grado di lavorare per i propri cittadini, ok? In questo senso qua. E ripeto, poi ci sono ULSS che in maniera molto arbitraria utilizzano queste quote capitarie, in maniera molto fumosa restituiscono ai propri sindaci una rendicontazione di quello che è l'uso di questi denari pubblici, e allora non può essere che il sindaco, i cittadini paghino e non sappiano per che cosa e non possano controllare. Questo è inaccettabile. Qualcuno potrebbe dire, beh, gli assistenti sociali dipendono, no, direttamente dal comune, quindi lei sta facendo un discorso pro domo sua, e in realtà che cosa potrebbe cambiare? Che cosa vi spaventa se, ripeto, dovesse essere licenziata una legge su queste basi? Certo. Allora, va detto che noi lavoriamo anche all'interno delle ULSS, quindi lavoriamo nei consultori, nei centri di salute mentale, nelle dipendenze e quant'altro, osserviamo un sottorganico spaventoso ed è lì che noi chiediamo alla Regione un ruolo di governance che è mancato in questi anni. Dici, Regione, a che punto siamo con i sottorganici? Non lo sanno, non lo sappiamo, nel senso che ogni qualvolta c'è un pensionamento, c'è un trasferimento, c'è una mobilità, diciamo, anzi, mobilità in questo momento sono ferme, ma ecco, c'è una riduzione del personale, non veniamo sostituiti, oppure come dire, viene permesso ai responsabili di servizio di fare il bello e il cattivo tempo, ad esempio permettere ad un centro di salute mentale di avere un unico magari psicologo a fronte di moltissimi medici psichiatri. Allora, queste sono scelte tecniche. Sono scelte arbitrarie e libere di ogni singolo? Pare di sì, evidentemente pare di sì, ma allora io dico, Basaglia è vissuto solo per alcuni, parlando della salute mentale. Ma tornando alla domanda che lei mi rivolgeva, che cosa può cambiare? Cambia che per il patto di stabilità, per il momento socio-economico, per la congiuntura che stiamo attraversando, sui comuni si riversano sacche di disagio inaudito, anche sui servizi sociosanitari. Questo vuol dire che voi avete più lavoro di prima, indubbiamente. Ma ovvio, nel senso che abbiamo più lavoro di prima, meno risorse di prima. Ora, e siete meno organico in riduzione. Possiamo moltiplicare i pani e i pesci, facciamo del nostro meglio naturalmente, lavoriamo perché noi, quello che io vorrei che a nome della mia categoria
porto avanti questa battaglia perché io vorrei che i politici capissero che mentre loro scrivono queste leggi, noi siamo al lavoro e dobbiamo aprire la porta alle persone che vorrebbero sfondarcela, intendiamoci. Se il contributo di impegnativa di cura domiciliare, chi ha degli anziani o dei disabili in casa sa di che cosa sto parlando, è quell'aiuto alle famiglie, sì. Ok, di tipo arriva dopo 6 mesi per la badante, non è la stessa cosa, perché io la badante giustamente la devo pagare, ok? E allora se un contributo per l'affitto regionale mi arriva una metà a luglio, siamo ad ottobre, escono col nuovo bando, non sono ancora arrivati i saldi alle persone che ho in sfratto, cioè, è chiaro che il mio lavoro, il mio dovere, il mio codice deontologico mi permette di lavorare e di aiutare queste persone a trovare delle soluzioni, però voglio dire, i miracoli non li compiamo. Allora, quanto da parte di chi è in sofferenza di vario tipo e livello c'è la consapevolezza che, voglio dire, non è lei che deve tirare fuori i soldi, però è a lei che li chiedono. Ovvio. Quindi se lei non li tira fuori, non è che pensano magari devo andare a chiederli. Se la prendono con il sindaco, se la prendono in generale con le istituzioni, non capiscono, cioè, diciamo che scambiano per arbitrarietà la carenza di risorse, cioè la casa, ok, un bene prezioso come la casa, ma stiamo lavorando con una legge del 96, cioè? Case ATER, pubbliche, costruite con i nostri, con diciamo così le risorse dei nostri padri e dei nostri nonni. È una legge vetusta, cioè del 96, nel senso che veniva assegnata una casa ad una famiglia di 5 componenti 30 anni fa, questi 5 componenti, i figli sono cresciuti, camminano con le loro gambe, nella maggior parte dei casi sono usciti da quell'appartamento, sono rimasti gli anziani, magari uno solo, che si ritrovano con 100 metri quadri di casa, ma non è possibile, non li puoi spostare, se non vogliono, se non sono d'accordo, se non lo richiedono loro, noi possiamo proporglielo, possiamo aiutarli, perché talvolta accade che l'anziano dice, per risparmiare sulle spese di riscaldamento ed altro, dice: guardi dottoressa, mi aiuta a spostarmi, magari preferirei un pian terreno, certo, per problemi di mobilità, e noi lo facciamo volentieri, ma la legge, a parer nostro, dovrebbe essere modificata. E quanto buonsenso c'è tra chi usufruisce dei servizi? Allora, di tutto c'è. Certo, però facendo una percentuale... Non so, veramente è difficile. Noi ci troviamo di fronte a persone che ci ringraziano veramente in maniera anche emotivamente molto vicina, e questo veramente ci ripaga di tantissimi sforzi, perché capiscono i nostri sforzi, ci ringraziano, e stare al fianco di persone malate che hanno perso i figli, che hanno perso la casa, che hanno perso la loro dignità non è facile. Nelle pur nostre poche 36 ore e diciamo così vituperate 36 ore alla settimana, non è facile. Poi abbiamo persone... sono pratiche, sono persone che... Assolutamente, che entrano, la pratica ve la portate a casa nel pensiero, no? Diciamo che siamo addestrate per non fare questo, non però, sempre è possibile. Dicevo nel pensiero, uno assolutamente magari... quando accadono, ripeto, solo diciamo così i lutti che riguardano soprattutto i bambini ed i ragazzi, io purtroppo personalmente ho toccato più volte con mano queste vicende, però, sono molto pesanti, ecco. Allora io credo che i nostri soldi basterebbe ce li cambiare guadagniamo. Qualche legge secondo lei per semplificare? Più di qualcuna, anche un modello culturale, organizzativo, perché il servizio sociale, come tutti i servizi pubblici, devono essere a servizio del cittadino. Noi non ci possiamo barricare dietro al questo non è di nostra competenza. È di mia competenza dare lo spazio alla pubblicità. Benissimo. Ma torniamo tra un paio di minuti sempre così a sondare questo mondo, che è un mondo che è a servizio di tutti noi e insomma che ha non poche difficoltà. Tra pochissimo, grazie.
Siamo tornati in studio, con noi Stefania Cassolle, vicepresidente dell'Ordine degli Assistenti Sociali del Veneto. Stavamo analizzando la riforma sociosanitaria che la famosa azienda zero, che in qualche modo aveva previsto all'inizio un azzeramento o comunque sulla carta un azzeramento del direttore dei servizi sociali, che non è solo una figura, abbiamo detto, però di difficoltà ce ne sono per gli operatori del sociale. Lei prima, e forse anche il motivo per cui noi l'abbiamo convocata qui, che proprio come operatori del sociale vorreste che le leggi tenessero un po' più conto di quella che è la realtà territoriale e sociale, anche sulla base del fatto che molti problemi in Veneto si risolvono perché c'è tanto volontariato, ma non si può continuare a risolvere la questione sociale con il volontariato. Lei ci faceva l'esempio, assolutamente, in un paese civile nella maniera più assoluta, ci faceva l'esempio dell'attribuzione delle case ATER. Quali altre leggi potrebbero essere modificate? E tornando anche al maxi emendamento, eccetera, eccetera, quali sono i punti che, nonostante queste modifiche, andrebbero ancora limati? Che cosa vorreste che questa riforma sociosanitaria comprendesse? Allora, innanzitutto vorremmo che fosse veramente chiarito in maniera inequivocabile che la programmazione rimane totalmente in capo alla Giunta, così deve essere. Ma nel maxi emendamento non è stato di nuovo? C'è il famoso può gradualmente, che può voler dire appunto moltissime cose. Prima, un ragionamento sulla territorializzazione, ripeto, non possiamo avere aziende con 10.000 dipendenti perché andiamo verso una realtà di questo tipo, ma come li vogliamo gestire questi 10.000 dipendenti? Dequalificandoli, togliendoli professionalità, immagino io. Non è così che si può portare qualità. Il radicamento ad un'area, la conoscenza dei casi che ci sono è importante per riuscire anche a trovare delle soluzioni. È fondamentale, perché noi come operatori che lavoriamo nel territorio conosciamo il quartiere, conosciamo le risorse, conosciamo i limiti, conosciamo le reti di volontariato che possiamo attivare per piccole cose, piccole, grandi cose, mi sento di dire, perché se io nel mio lavoro non avessi il volontariato, cioè non riuscirei a fare tutto quello che faticosamente assieme ad altri costruisco. Ed è una soddisfazione da un lato, ma come si diceva bussa appunto, alla sua porta? Di tutto. Bussano italiani, bussano persone provenienti da altre regioni del mondo, bussano anziani, giovani. Io poi mi occupo di una fascia d'età fino ai 65 anni nel mio specifico lavorativo, per cui ecco, io ho quel target, ok? Quindi bussano problemi persone che problemi di malattia, problemi di non riuscire a pagare le bollette, di gestione dei figli, certo, mariti che se ne scappano, mariti violenti, donne che non hanno la consapevolezza, sì, adesso lui smetterà, certo, come no, forze dell'ordine, colgo l'occasione per dirlo, che ahimè non favoriscono nella maniera più assoluta l'emersione degli atti di violenza. A me è capitato che è un'accusa pesante quella molto pesante, e me ne assumo la responsabilità, e mi assumo anche la responsabilità della mia categoria, che tanto fa per promuovere protocolli d'intesa, formazioni congiunte, perché ci sono delle forze dell'ordine. Noi abbiamo fatto un'informazione molto interessante con un responsabile appunto della questura, che ha molto a cuore quale questura? Venezia, che ha molto a cuore questo aspetto. Però siete incappati in alcuni responsabili che rispondono alla donna che vuole querelare il marito che sotto, diciamo così, l'uso di sostanze psicotrope l'ha minacciata, aveva un coltello, l'ha spedita al pronto soccorso con tanto di diagnosi prognosi. Le hanno detto: signora, guardi, si può anche farla, ma sa, conta quel che conta. Non è vero, cioè la normativa è molto chiara, permette alle donne di allontanare da casa i mariti, i figli violenti. Però è vero anche che sono tanti casi in cui donne che hanno denunciato poi le troviamo sotto un telo verde.
Appunto, allora noi siamo qua per questo, perché una denuncia non si fa d'emblée, ok? Si prepara, si aiuta la persona, che spesso nella maggior parte dei casi... E la si protegge? Chi la protegge? È anche il vostro compito trovare la struttura protetta? proteggono gli assistenti sociali, la proteggono soprattutto i centri antiviolenza per le donne, che subiscono e battagliano sempre per avere le loro risorse a supporto delle persone. Perché, ricordiamolo, se queste donne non vengono adeguatamente preparate sotto un profilo psicologico, sotto un profilo legale e assistenziale a riacquisire la loro autonomia, solo quando loro sono autonome possono uscire dalla spirale della violenza e avere una seconda chance. Chiaro. Allora, esistono gli alloggi protetti. Che è un'autonomia da un punto di vista economico per alcuni casi, ma anche, mi par di capire, anche culturale, mentale, proprio perché probabilmente è più facile. Finché si ritrovano davanti un carabiniere che dice loro: guardi signora, se vuole la facciamo la querela. Beh, no. Forse non era molto inconsapevole di quello che stava dicendo? No, ripeto, però voglio dire, ci capita alle 8 del mattino che i vigili ci chiamino, siamo qui, il marito ha... E non mi pare un caso isolato, se lei sta lanciando questa denuncia molto forte. No, non lo è, nella maniera più assoluta. Le violenze assistite dei figli, perché non parliamo solo di donne che vengono ferite dai compagni, ma voglio dire ferite con sangue che scorre, ok? In presenza di bambini. Cioè, un'immagine un po' truculenta a quest'ora del mattino, me ne rendo conto e mi scuso, ma è così, cioè un mattino al lavoro riceviamo, credo fossero le 8:20. Cosa può fare la società civile, le altre donne, il vicino di casa? Cosa può fare per creare una rete di sostegno? Denunciare, chiamare immediatamente le forze dell'ordine, le quali si preoccupano, fanno un lavoro veramente enorme, si preoccupano di mettere in sicurezza, spesso rischiando loro in prima persona, ok? Mettono in sicurezza le donne, i bambini, contattano il primo intervento, ok? Quindi io ai vicini di casa che sentissero cose di questo tipo, che vengano da noi mantenendo l'anonimato, è difficile, non è semplice, però io ho in mente molte storie di denuncia in questo senso che poi hanno avuto dei percorsi meravigliosi. Vi minacciano mai? Sì, purtroppo molte colleghe che non hanno assolutamente piacere di apparire in video, di andare nei giornali, e di... Credo un mesetto fa, l'aggressione ai danni di una collega nel veneziano, un'aggressione molto grave, per fortuna non ha riportato grossi danni, appunto di una persona che frequentava il servizio e che, risentita delle decisioni assunte, ahimè, da un tribunale dei minori e da un servizio, nell'applicazione appunto l'ha aggredita. Queste cose vengono mascherate, queste cose non si dicono, non devono a volte trapelare. Però anche tra operatori del sociale penso che si possa anche evidenziare qualche errore, no? Sì, spesso, ecco. Sì, senz'altro. Magari figli tolti, diciamo, non dico ingiustamente, ma magari... Allora, poi voi eseguite gli ordini. C'è stata recentemente una sentenza anche di risarcimento, se non erro, proprio per una decisione di questo tipo. Io corro, come dire, cioè, io prima di prendere una decisione così, perché poi la vostra... No, anni, salvo casi di abbandono palese, cioè madre in Tunisia, figlia dai vicini di casa, madre irreperibile. Ora possiamo anche decidere di non segnalare, ma siamo chiaramente... Che poi è una decisione che non viene presa solo dagli assistenti sociali, ma c'è il tribunale. No, non solo, viene presa dall'autorità giudiziaria. Noi svolgiamo un lavoro tecnico, noi facciamo un'analisi, chiaramente prospettiamo... Non è un solo assistente, siete un team, no?
Per cui se uno di ci voi avvaliamo della un giorno competenza avesse... degli psicologi, ci avvaliamo della competenza legale quando è necessaria, ecco. Ma a me, io voglio dire, a me piace approfittare di questa occasione di parlare alle persone per dire che in Europa, assieme alla Spagna, siamo la nazione che percentualmente allontana di casa meno i bambini e i ragazzi, che se ne dica, perché poi i sindaci non spendono volentieri 3.000 euro al mese per le comunità residenziali e non allontanano volentieri dai propri genitori. Io ringrazio Stefania Cassol per Grazie questo excursus, appunto la necessità, la complessità anche del sociale e anche questi appelli lanciati alle istituzioni perché nel fare questa riforma insomma tengano presente il ruolo e l'importanza del sociale che non può essere solo volontariato in Veneto. Subito dopo la pubblicità un altro ospite, un altro argomento. Grazie.